Presentata oggi presso il Belvedere della Scala dei Turchi a Realmonte la candidatura a sindaco della città realmontina dell'avvocato Sabrina Lattuca, che ha avuto nella giunta attuale un'esperienza di 2 anni come assessore. La lista civica è denominata Realmonte per sempre Sabrina Lattuca sindaco. Facciamo squadra, il motto scelto. Innanzitutto mi presento, io sono Sabrina Lattuca, ho 42 anni, ho 2 bellissimi bambini e faccio l'avvocato. Io ho già un'esperienza politica, ho fatto appunto 2 anni e mezzo di assessore, ho ricoperto la carica di assessore e ho potuto apprezzare che questo bellissimo territorio ha tante risorse che vanno sicuramente tradotte in azione amministrativa. Chiaramente io nel corso del mio mandato ho avuto la collaborazione di tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio, con la scuola, la dirigente scolastica, il gruppo docenti, con la parrocchia, il parroco, con le forze dell'ordine, le famiglie, la cittadinanza tutta, e tutto ciò mi ha convinta a rendermi parte attiva di questa nostra comunità e mettermi proprio a servizio della collettività attraverso la mia candidatura a sindaco. I motivi che mi hanno spinta appunto a candidarmi sono questi: quello di fare squadra, di rendere la democrazia alla portata di tutti, e di fare in modo che ciascun cittadino possa contribuire alla storia del proprio territorio attraverso delle idee, attraverso dei progetti che possano fare crescere la nostra comunità. Una attenzione particolare io la rivolgerò ai giovani, la rivolgerei ai giovani che sono sicuramente la nostra più grande risorsa, i giovani che avranno la possibilità di proporre appunto idee, di sviluppare progetti che siano in linea con le loro capacità, con le loro aspettative, e contribuire così a fare crescere l'intero territorio. Attorno a sé ci sarà una coalizione, Sì. chi è che la sosterrà fattivamente? A me sostiene gran parte dell'amministrazione attuale, di cui io ho fatto parte, il gruppo politico tutto, appunto, che è una lista civica, e anche tanti amici che hanno insistito affinché io mi dedicassi in prima persona alla vita politica del nostro territorio. Il bene della Scala dei Turchi come intenderà valorizzarlo ai fini di un arricchimento dell'economia locale? Dunque, io già mi sono occupata della questione Scala dei Turchi nella carica di assessore, ho negato recisamente in quell'ambito ogni forma di proprietà privata e ho detto appunto che, essendo un bene di proprietà del comune e comunque che è sito nel comune di Realmonte, è proprio dal comune che deve essere valorizzato e gestito correttamente. Poi c'è il teatro, Costa Bianca Estate, insomma tante iniziative che culturalmente serviranno ad incrementare i flussi turistici. Sì, certamente i settori a cui io mi rivolgerò sono quelli della cultura, quelli del turismo, quelli dell'agricoltura, che sono le nostre più antiche tradizioni, costituiscono le nostre più antiche tradizioni, e anche alle cooperazioni, perché abbiamo nel corso della mia esperienza avuto modo di vedere che molte associazioni senza scopo di lucro sono presenti nel nostro territorio e contribuiscono ogni giorno ad accrescere il livello culturale della nostra comunità. Porterò in questa esperienza tutto il mio bagaglio, amo la pittura, dipingo da quando sono bambina, amo la letteratura, la lettura, scrivere e ascoltare musica, che mi rendono ogni giorno un po' più consapevole e anche più libera. Questi sono i valori che trasmetto ai miei figli e mi piacerebbe che appartenessero all'intera comunità. Non amo la prevaricazione, non amo il clientelismo, non amo e condanno recisamente ogni forma di aggressione all'ambiente, e vorrei che ci fosse reale partecipazione di ogni cittadino, il quale deve avere il diritto di contribuire al presente ma anche al futuro della propria collettività.